La vendetta va servita su un piatto freddo. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kae. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo vlog per dirvi che sono tornato dallo stage. Piccola parentesi, se volete che vi racconto un po' come è andato questo stage. Allora, questo stage è stato molto formativo per me. Sono stato in un'azienda a Padova, però non posso dirvi il nome. Cioè, tra l'altro sarebbe pubblicità, gli starebbe anche comodo, ma senza autorizzazione non faccio niente. Allora ragazzi, innanzitutto se questo video qualcuno dell'hotel dovesse guardarlo, li saluto tantissimo, sono stati carinissimi, ci hanno accolto benissimo e niente, saluto anche i miei compagni di stanza e le mie compagne di stage. È da descrivere questo stage con la parola epico. Punto. Ok, basta, scialla. Allora ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per dirvi, innanzitutto sono tornato esattamente come l'anno scorso, perché anche l'anno scorso avevo fatto lo stage e durante il periodo di maggio, perciò avevo lasciato anche quella volta il canale un po' inattivo. Insomma, sono tornato, si riparte a bomba, si riparte a bomba, ragazzi. Vi prometto, io la prossima fiera che ci sarà il Milano Games Week. Io al Milano Games Week voglio arrivarci almeno spero con 350.000 iscritti, forse sfioro i 400.000, sarà difficile, ma punterò tutto per tutto quest'estate. E insomma, per farvi vedere che faccio sul serio con YouTube, ho comprato anche un oggetto fallico, sai, fa pensare male, soprattutto così vicino alla bocca. Ok, lo abbassiamo. Allora, spero che la qualità audio sia nettamente superiore a quella del microfono da esterno che avevo preso per la mia Canon qua sopra. E vabbè, ragazzi, oggi sono tornato con questo vlog per raccontarvi un po' di cazzi miei. Perciò io su Instagram, come al solito, momento spam, seguitemi su Instagram Kai97_, vi ho fatto delle domande e sotto nei commenti mi avete fatto delle domande. Allora ragazzi, ho selezionato delle domande, quelle più interessanti, sono andato a guardarle tutte, le ho lette tutte, perciò significa che vi voglio veramente bene. Allora, una delle domande più interessanti è sicuramente quello di Mick, che mi fa: Kai, come ti è sembrato il Games Week di Lugano e come ti è sembrata la gente che ti segue dalla Svizzera? Innanzitutto, non mi sarei mai aspettato tutta sta gente che mi seguisse dalla Svizzera. In circa 2 giorni mi hanno detto che eravate dai 4.000 alle 5.000 persone, perciò un bordello assurdo, allucinogeno. Vabbè, per quanto riguarda la Svizzera, non l'ho mai visitata, cioè quella volta che ci sono andato è stata la prima volta in vita mia e devo dire che è fantastica, sia dal punto di vista naturalistico che ambientistico. Si può dire ambientistico? Spero di sì, e la gente è fantastica, uno più gentile dell'altro. Probabilmente vi racconto una scena, tipo Dek aveva fatto amicizia con altre 2 persone che sono Alva e Denize. Io sbaglierò sempre il tuo nome, scusamela. Tipo c'erano tipo questi 2 qua, c'avevano la faccia da spacciatori. Io ho detto, madonna, Dek, hai trovato 2 spacciatori qua per strada? Invece ragazzi, cosa scopro? Sono delle persone fantastiche, delle persone d'oro. Sì, lo so. Voi 2 state guardando questo video e state ridendo come 2 mona. Se state ridendo come 2 mona, mettete like. Armi ci fa una domanda molto interessante, ragazzi. Kai97_, hashtag, hai mai baciato con la lingua un ragazza? Ragazze, rispondete. Manu ci chiede una domanda interessante: che vlog ricomincerai a fare base review? Allora ragazzi, se questo video arriva a 10.000 like, tornerò a fare le base review. E sotto nei commenti scrivetemi tag del clan e tag del profilo, così vi trovo più facilmente. Allora ragazzi, Virginia ci fa una domanda che probabilmente me la fate in tutti. Allora, meglio Clash of Clans o Clash Royale? Allora, da questo punto di vista io vi rispondo a livello personale. Sono tutti e 2 dei giochi fantastici, però forse un pochino sgancia per vincere, forse non so se avete capito, gemme. E per tutto il resto, anche se paga per vincere, si crea una community all'interno di questi 2 giochi, sia su Clash Royale che su Clash of Clans, che fa legare le persone. Secondo me questo è l'aspetto più importante e questa cosa la vedo
non so più parlare. Questa cosa la vedo soprattutto su Clash of Clans e un pochino di meno su Clash Royale, perché i tempi di ricerca su Clash of Clans sono allucinogeni. Ve lo dice una persona che è stata a 5600 coppe quando il tetto massimo era 5700. È stato una cosa allucinogena. She is Cla ci chiede una domanda strana. Ti piacerebbe avere dei bambini? Se sì, che nomi? Se no, cioè no, nomi un cazzo, bambini no. Ah, ragazzi, questa domanda me la chiedete in tantissimi e io ho sempre cercato di evitare di rispondere a questa domanda qua. Allora, in meglio meme, hai mai sfasciato un clan su Coq? Io quando mi ricordavo che ero Town Hall 8 e il massimo era Town Hall 10, probabilmente non c'erano ancora tantissimi Town Hall 10 all'epoca, io per essere Town Hall 8 ero tanto forte. Io entravo nei clan della gente che faceva Town Hall 5, Town Hall 6 e io facevo... mi facevo mettere e inculavo tutti. Morgan ci fa una domanda molto interessante, ragazzi. Kai-Vlog, raccontaci della tua prima ubriacatura. Ragazzi, non bere fa male. Cheat Jägermaster. Allora, ragazzi, sto tipo qua, di cui non so assolutamente come pronunciare il nome, mi chiede: Kai-Vlog, quando hai dato il tuo primo bacio? Ti stimo, sei un grande. Allora, grazie mille innanzitutto. Allora, io sinceramente non mi ricordo quando ho dato il mio primo bacio, però mi ricordo solamente che è stato orrificamente orribile. Tommy ci chiede una domanda assai imbarazzante. Kai-Vlog, pornostar preferita? Ragazzi, purtroppo io non seguo quel mondo lì. Sasha Grey. Non seguo quel mondo lì, perciò non conosco nessuno. Simone Bolsati ci chiede: Kai-Vlog, mi prometti che non ti fai scappare la L al posto della R in questo video? Certo, baby. Allora, ragazzi, qua c'è area di sfida. Insomma, Cristian mi sta sfidando. Kai-Vlog, di 33 trentini entrano a Trento tutti e 33 trottellando. Sei cos'è? Un nando in cinese? Cosa hai scritto? Bella Kai, sei un pro. Non mi faccio scappare la R quando... Cioè, di solito a me mi scappa la L al posto della R solamente quando sono agitato. Insomma, nei miei primi video, quando non sapevo registrarmi davanti a una telecamera, la L era sempre dietro l'angolo. Ragazzi, Filippo ci chiede: ora usi lo shampoo per farti la doccia? Allora, questo qua è un commento provocatorio, insomma, al video che ha fatto Decca sul mio scherzo. Se non l'avete visto, andate sul suo canale a guardarlo, insomma, lo trovate subito. Allora, mi hanno fatto uno scherzo di merda a Lugano e io vi prometto, ragazzi, alla prossima fiera, tutti i youtubers che c'erano quella volta là, vi farò dannare dal demonio. La vendetta va servita su un piatto freddo. Vabbè, ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Come al solito, like, commento. Con questo video volevo dirvi che riparto a bomba, ragazzi. Riparto a bomba. Sostenetemi al massimo, vedrete che ci sarà un bordello assoluto sul mio canale. Come al solito, like e commento, almeno 100.000 like, 100.000 like, dai, così, scialla. Se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo. Cioè, io tipo sono le 11, sto ancora registrando, dopo devo montare video, caricarlo e dopo devo studiare anche. Che vita di